In una Todi, immersa nelle verdi colline dell'Umbria, nacque un uomo destinato a lasciare un'impronta indelebile nella storia della Chiesa. Martino, questo il suo nome, crebbe nutrendo una profonda fede e una sete di sapere che lo portarono fino alle aule di Roma, dove divenne celebre non solo per il suo vasto sapere, ma anche per le sue virtù straordinarie. La sua vita prese una svolta decisiva quando, ancora giovane sacerdote, fu inviato dal Papa Teodoro a Costantinopoli. Il suo compito non era dei più facili: tentare di ricondurre i monoteliti, una corrente cristiana dell'epoca, all'unità della fede. Ma poco dopo la morte del Papa, Martino fu richiamato a Roma, destinato a succedergli in un periodo di grandi turbolenze. Seduto sul trono di Pietro, il cuore di Martino era pesante per le divisioni che dilaniavano l'Oriente. Non perdendo tempo, convocò il Concilio Lateranense per affrontare la crisi. Con coraggio denunciò gli eresiarchi che minacciavano l'unità della Chiesa, sperando di restaurare la pace. Tuttavia, la sua determinazione si scontrò con la feroce opposizione dei monoteliti, che, lungi dall'arrendersi, tentarono di eliminarlo. Il complotto per catturare o addirittura uccidere Martino fallì, ma i suoi nemici non si arresero. Con menzogne riuscirono a convincere l'imperatore, già simpatizzante della loro causa, a prendere drastiche misure contro il pontefice. Una notte Martino fu tradito, catturato con l'inganno e trasportato a Costantinopoli. Il viaggio fu un calvario, segnato da privazioni e umiliazioni. Eppure, nemmeno di fronte alle più dure prove, Martino vacillò. Quando l'imperatore Costante lo pressò a rinnegare la sua fede, la sua risposta fu un fermo «non possumus». Rifiutò di cedere, anche a costo della vita. Spogliato delle sue insegne pontificie, incatenato, esposto al ludibrio pubblico e infine relegato in una prigione di Crimea, Martino non perse mai la speranza. Dalla sua solitaria cella scriveva lettere in cui emergeva la forza della sua fede, pregando per l'unità della Chiesa e affidandosi alla misericordia divina. Dopo 6 anni di sofferenze, il 16 settembre del 665, San Martino I concluse il suo terreno pellegrinaggio. Morì da martire, ma la sua eredità di fede, coraggio e incondizionata dedizione alla verità sopravvive ancora oggi. Il suo corpo, dapprima sepolto in Crimea, fu successivamente trasferito a Roma, dove riposa come simbolo eterno del sacrificio e dell'eroismo nel difendere la giustizia e la verità della fede cristiana. San Martino I rimane un faro di speranza, un monito a rimanere saldi nei propri principi di fronte a qualsiasi avversità. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.